È in partenza il treno. Partenza il treno. In uno dei posti più belli del mondo che abbiamo ultimamente rivisto anche con Montalbano, siamo nella Valle dei Templi di Agrigento. La vita in diretta è stata ieri ad Agrigento per fare vedere le bellezze della Valle dei Templi attraverso il treno storico che la attraversa, che sta riscuotendo parecchio successo. Sono infatti molti i turisti stranieri che hanno potuto apprezzare il servizio. La RAI ha ripreso l'evento dalla partenza all'arrivo con un breve break solo quando la locomotrice è passata dentro la galleria. Questa è una locomotiva elettrica, vero? Sì, in realtà siamo su una linea molto marginale delle ferrovie. Pensate che siamo all'estremo sud della Sicilia, la Agrigento-Porto Empedocle, ma la trazione elettrica era già arrivata. Una locomotiva elettrica del 1940 che adesso parte. Vai, ingegnere! Ecco il fischio. Il fischio è questo. Prego Raffaella. Vai! È durissimo! E partiamo ovviamente con lentezza, ma partiamo. Piano piano, ingegnere, perché Siamo poi partiti. tutti pensano, però fa un po' paura questo trenino. In realtà Raffaella è un mezzo di una solidità incredibile perché è stato costruito, pensa, prima della guerra e ha resistito alla guerra. Senti, ma questo A tal proposito è intervenuto l'ingegner Luigi Cantamessa, direttore della Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane, dichiarando come questa è la ferrovia delle meraviglie, poche linee ferroviarie attraversano i patrimoni dell'UNESCO. Quest'anno abbiamo portato ben 60 treni di turisti tedeschi tra Porto Empedocle e Agrigento. Il tedesco si trova immerso in un contesto pieno di storia, dal giardino della Colimpetra alla partenza nel pieno della Valle dei Templi. Il ritorno di opinione è stato grandissimo. Questo è un pacchetto turistico d'élite, un'opportunità unica per il territorio di Agrigento. Il binario che era servito a tanti agrigentini per emigrare oggi rappresenta un'importante fonte di attrazione. Ringraziamo l'assessore al turismo, continua Cantamessa, della regione siciliana che ha permesso che questo progetto fosse più semplice. Agrigento è di una bellezza rara ma coperta di cemento armato. La bellezza resta, il cemento si può togliere. Se Agrigento troverà il modo di rendere sostenibile il suo sviluppo, diventerà una tra le mete più belle d'Italia. Il servizio sarà disponibile oggi e domani, giornata conclusiva del Festival del Mandorlo in Fiore. le spiagge di Montalbano, vero ingegnere? Le spiagge di Montalbano, ripeto, il costone del